Oh, va che è pieno di questi galeoni ristorante, ne abbiamo visti 4, sì pieno, 4, ma insomma 4 nel giro di 400 metri insomma. Storiazze, giardini ovunque, bello, bello, molto bello Skopje, eh? Sì, l'ho già detto non so quante volte, aspetta 4 ma tutto. E questo che vedi qui dietro è lo stadio, grandino, beh sì, d'altronde stadi, noi che sappi qui, un giorno si ora. Vedi, dicono che in Serbia e Macedonia sono questi i posti da evitare quando ci sono le partite. Simpatici, bancarelle ovunque, molto carino come parco. E buongiorno Italia, aspetta che non mi coppo dalle scale. Dove abitiamo oggi, occhio? Voilà, di là è molto più bello dove volevo abitare di là, solo che ci andiamo a piedi perché non c'era posto per i camper, era anche in mezzo a una curva, quindi non riuscivamo a fare manovra. Qui siamo a Matka, il lago Matka, e qui c'è Giovanni che va a caso praticamente. Eccolo là, vedi che va a casaccio, non sa dove andare. Io ho detto andiamo di là che è bellissimo, no? Deve andare nelle grotte. Qua sotto c'è questa specie di torrente diviso da questa cosa che non so neanche cosa sia, non so perché li hanno divisi, non riesco a capire. Sono delle specie di dighe. Abbiamo ritrovato l'amico inglese, no, inglese, da dove era? Da Malta, quello che avevamo trovato nella funivia. Ci ha detto che proseguendo qua c'è il canyon e si può percorrere anche con la barca. Buongiorno Italia, aspetta che ho i vertigini, bisogna stare attenti. Buongiorno Italia, non ti nascondo che ho le vertigini perché ho fumato e bevuto poco niente, quindi non bere, fumare crea le vertigini. E benvenuto allora al sentiero del Canyon Matka. Credo non sia a pagamento perché per il momento non abbiamo trovato ancora nulla. Ci sono, vedi, i signori con le bancarelle in giro, chi dell'acqua, chi delle collanine. Vedi, qui c'hai anche il giretto con la barca, come diceva il tipo prima. Altrimenti se no intanto si continua con il percorso e si vede dove si va a finire, a sbiucare. Vedo ancora tante barchette. Buongiorno Italia, va che figonata. Allora ci sarebbero anche le canoe, no? Ma tu sai che Le Puntine del Mondo è un canale che quando dice kayak alla fine si ritrova sulle cose da vecchi, sì. Questo perché non c'è corrente né niente, sembrerebbe anche facilissimo. Io so nuotare come un pesce, però non sono mai andato in canoa. Cosa succede? Se cado ho la Sony RX100 M4, ho un gimbal nuovo e ho anche il Surface, tutto qui in zaino, più la GoPro e vaffanculo, cioè sono cazzi se prendono acqua, hai capito? Quindi temo che dovremmo prendere le barchette di vecchi. Occhio che qua c'è anche una chiesetta vecchia, c'è, attento, va là. Che figata, buongiorno Italia. Non guardare la toppa perché tanto non è tanto toppa. Io dice toppa che sto facendo la modella. No, ti ho detto che non è toppa. Ma come no? Questa no, dai. No, cazzo alle ciglia che mi sembra la Frida. Grazie Gioia. Andiamo a vedere la chiesetta. Bancarelle dappertutto, proprio tipico. E adesso la chiesettina che andiamo a vedere. Curatela, guarda che ripresa la cacchio, eh? No dai, fa molto vlog. Wow, guarda anche di qua. Bello, chissà se è aperta. Sì, è aperta, vieni con me. Ecco, è morto di nuovo lo stabilizzatore. Comunque, va a te, se per entrare in una cesetta bisogna anche pagare a ora. Corri, dai. Vediamo che c'è di qua. Ma mi sembra più area ristoranti qua, vedi? Caffè, bar, i VC. Forse si prosegue di lì dopo quelle scalette, le scalette dei VC. Beh, bar e locali come vedi sono sempre carini. E guarda qua in alto che forte, ci ha messo la distanza da qui alle varie città del mondo. E in alto c'è anche la Luna e Marte. E l'Italia no però. Forte, simpatico come zona veramente. Allora qua c'è la parte appunto turistica, poi continui col percorso e c'è tutto il canyon. Wow, stupendo. Wow. Sono al bar, decisamente al bar. Non so quasi se farti ciucciare un po' di musichetta, quasi. Sali ancora?
tornato il Giovanni, colui che ha la grana spizza. E di là c'erano comunque 4 toppe in topless che stavano prendendo il sole. Ma va, non è vero. Sì che- Lo dice apposta perché io avevo le vertigini che non sono andato di là. Allora, noi adesso con 250 dinari macedoni, che equivalgono a 4 euro, ossia 2 euro a testa, ci facciamo il giro di mezz'ora in barca con la visita a una caverna, non mi ricordo cosa, quindi adesso vediamo. Alla faccia la signora voleva farci pagare la visita per l'accesa qua, cioè bella finché vuoi, ma che cazzo vuoi far pagare il biglietto per andare in una chiesa? Dai, cioè questa me la sono legata. Oh, signor cane, buongiorno signor cane. Signor cane macedone? Chissà come chi fa bau qua, non so. CP, non guardare, CP, a parte che non lo sto carezzando io, però non guardare, girati dall'altra parte. È anche pulito. No, anche lui ha la targa. Sì. Come le pecore. Ah, li targano come le pecore. Signor cane. Guarda. Guarda che roba. Come le pecore? Ma io non so. Lui è venuto qua a farsi compagnia, guardalo. Che tipo. E ti ho detto che le puntine del mondo ogni volta che dice kayak si trova sulle barchette dei vecchi. È una formula matematica, c'è poco da fare. Si sta per partire, te pare che non ti metto musichetta? Got a flash of your reflection. It wasn't your intention when you left that mirror in the hall. Since you come to my attention, oh baby, now I know what smiles are for. Should I listen to my heart, or do I listen to my head, or do I take a step forward, take a chance like you said, while the Santa and the blues, my love for you, it grows. Baby, spend some time, put your loving hand in mine. Since I've been loving you, not afraid of all of that. What I gotta do, girl, to keep you coming back? They say winter may be cold, with the future to unfold, and our star is burning bright. Ok, non ho capito cosa ha detto, ci hanno mollato qui praticamente nel canyon, boh, andiamo a vedere se c'è una caverna, roba del genere. Sì, basta che non sia robe da vertigini, poi il povero Singano. Sì, proprio bello un nuovo giardino con il canyon, le montagne, le cose. Qua c'è anche la grotta. Hai tipo torcia? Hai torch? Porca puttana che freddo boia, sono in maglietta e in t-shirt ragazzo. Mamma mia. Solite cazzate che faccio io ogni volta. Ci sono i corrimano scivolosi tipo non so cosa. Ok, siamo tipo un po' nell'oscurità fino a quando Giovanni non trova la torcia. Ma non è che devi cercarla su internet la torcia, devi cercarla sulle app. Ma zio Cagna? Ma c'è? Cosa? Era qua fino adesso? Ah, beh, ma... Wow! Si erano acceso le luci. Che cazzo figata, ragazzo, bello. Porca puttana, tra l'umido e tra il freddo mi sto strapisciando addosso. Aspetta che qua ora prima si era messa coppata. Adesso metto via la telecamera perché ho bisogno di tutte e due le mani. Dopo la ritiro fuori quando c'è da filmare. Va che roba! Ah, spettacolare la grotta con le luci. E pensa ragazzo, tutto questo, compreso il giro in barca, 2 euro. Sto tipo morendo dal freddo. Qua siamo sempre nei sotterranei, bellissimo. Guarda lì in fondo, credo ci sia dell'acqua, il canyon che prosegue. Sì, confermo. Vedi? Dove c'è il blu in basso. Tutto bello, ma così mi diureticate e singano in una maniera pazzesca. Cosa? Dove? Vedi tutti i puntini Aspetta. lì? Sono tutti pipistrelli. Ma va! Sì, Aspetta, come faccio a prenderli? Vediamo qua. tutti pipistrelli. Ma che pipistrelli, non riesco a beccare. No, non riesco.
Senti? A cazzo, forse hai ragione, sono pipistrelli quelli. Aspetta, non riesco a mirarli, non capisco. Aspetta, via lo zoom. Allora, partiamo da capo. Ok, questa roccia, i 3 buchi, 1, 2, 3, ok, in mezzo ai 3 buchi. Quelli? Sono pipistrelli quelli là? Sono piccolini? Sì, certo, beh, ovvio, non è che c'è il pipistrello. Cazzo, ora quanti? Non è che c'è quello piccolo, c'è quelli piccoli. È vero, che roba, e vada appena più sopra. No, non riesco più a beccarli, quelli più sopra. Vabbè. Allora, questi qua, qua, ecco là al centro. Guarda grazie al gruppo elettrogeno che hanno. Porco cane. L'autista ci ha spiegato, ma andiamo avanti ancora, non doveva essere mezz'ora. Vabbè, ci ha spiegato che lungo di là c'è una specie di pozzetta laghetto che è larga 400 metri e profonda 200. Adesso sta facendo manovra, vedi? È passata una comitiva di ragazzi con la barchetta, no? E hanno salutato, adesso sono qua tutti che sorridono, vedi a volte quanto basta poco, no? Sarà tutta roba abusiva sicuramente. Brava, però cabezzoni, guarda. Quella invece è una scultura, diciamo, commemorativa a una alpinista, una scalatrice che è morta. Ah, le papere, le white papere. Papere. Eccoci arrivati. No, abbiamo fatto un po' di casino, sono 6 euro a testa, non 2 euro. Però insomma meritava, c'era anche la grotta. Aspetta perché ho un'emergenza idraulica. Mamma mia, gli ho pisciato mezzo piave, gli ho pisciato. Che è sta berebetola qua? Per fortuna non l'ho trovata, quella là, questa qua. Sì, quelli sono tutti i pipistrellazzi che abbiamo visto prima. Pensate. E c'hanno anche tipo il grifone, cosa hanno qua? Tutti sti rapazzi, no? Guarda che roba. Io non li conosco, non sono un esperto di uccelli. Forse Giovanni?